qui in fondo sono 262 piante. Sono le locazioni dei fili familiari. Questo è il bosco di Tessera, dove verranno tagliati 1000 alberi che Save vuole buttare giù per fare posto a un altro parcheggio di macchine, parcheggio inquinante, parcheggio che servirà solo a Save e alla sua struttura economica. Noi come Verdi diciamo basta questo sistema economico che guarda solo il profitto, ma dobbiamo incominciare a vederla in un modo diverso e quindi dobbiamo far sì negli anni futuri che non sia più come punto di riferimento il PIL, prodotto interno lordo, ma il PIA, prodotto interno ambientale. È da qui che dobbiamo incominciare noi tutti a dare una forza per fare questo cambiamento. Non abbiamo memoria di un progetto di sboscamento così ampio, 1262 alberi che potrebbero essere tagliati anche domani. Dopo vi mostro gli esempi di questo che è già avvenuto. E tutto questo succede nella completa assenza delle istituzioni. Io chiedo alle stampa che è presente di guardare quel cartello che abbiamo fatto, perché né il presidente della regione Zaia, né l'assessore Bottacino all'ambiente, né il sindaco Brugnaro, né l'assessore comunale all'ambiente si sono fatti vivi su questa cosa. 1262 alberi. Allora io vi dico francamente che dobbiamo ricordarci di queste persone, perché fra poco ci chiameranno a votare, perché ce li ritroveremo in lista sicuramente alle europee, alle comunali. Bisogna ricordarsi di queste persone che oggi qui non ci sono e che permettono questo scempio, perché questo è uno scempio, è una cosa inaudita. Quando mai sono stati tagliati 1262 alberi? Allora, da un mese, su 28 giorni, dall'8 all'8 marzo, qui, ma anche intorno, ci sono stati 23 sforamenti del PM10 e PM12 e noi tagliamo 1200 alberi. E poi il 10 ottobre festeggiamo tutti quanti la giornata dell'albero. Voi giratevi, guardate davanti e poi guardate da dietro voi. Tutti questi alberi spariranno e saranno parcheggi. Cioè io elimino una difesa naturale come gli alberi e la sostituisco con una fonte di inquinamento che sono i parcheggi. E i responsabili materiali e morali di questo scempio sono Save e ENAC, che ENAC sarebbe quello che ha la titolarità di tutto questo ambiente per conto dello Stato, perché è un ente pubblico, è pagato con i nostri soldi. Tenete conto che questi alberi, questi più questi, fanno 2,5 ettari di terreno, di chioma. Sì. Ecco, come è scritto nel cartello, questi qua abbattono 180 kg di polveri ultrasottili. È un dato scientifico, non me ne sono inventato.